Sono dati davvero eclatanti quelli che presentiamo oggi, una crescita che è sostanzialmente un trend, perché sono 2 anni consecutivi, il 2024 e il 2025, che fanno registrare una crescita intorno al 15%. In 2 anni oltre il 34% di crescita di presenze turistiche in Sardegna. La Sardegna, certifica l'Istat, è la regione che cresce maggiormente in Italia e in 2 anni si è passati dall'essere l'ultima, quella che decresceva, l'unica in decrescita nel 2023, ad essere in assoluto la prima. Scaliamo anche 2 posizioni, superando sia il Piemonte che la Liguria in termini assoluti di presenze, quindi la Sardegna finalmente inizia a diventare una vera regione turistica. Abbiamo sfondato per la prima volta il tetto dei 20 milioni di presenze, arrivando a 21 milioni e 900 mila. Era un obiettivo del mandato di 5 anni, quello di arrivare a 20 milioni di presenze, ci siamo arrivati già dopo meno di 2 anni. Particolarmente significativo il fatto che la Sardegna diventa sempre più meta del turismo internazionale. In 2 anni si è passati dal 50% di italiani al 50% di stranieri ad avere una differenziale del 12%, 56% di italiani e 44% di stranieri. Un'altra nota assolutamente significativa e importante da sottolineare è che crescono le presenze turistiche in tutti e 3 i periodi dell'anno. In alta stagione crescono intorno al 30%, nella media stagione, alta stagione giugno, luglio, agosto, la media stagione aprile, maggio e settembre, ottobre crescono addirittura del 40%. C'è una crescita in termini percentuali significativa del 32% anche nei mesi invernali della winter, anche se in termini assoluti nel periodo invernale le presenze sono meno di 1 milione e rappresentano quindi il 4% delle presenze complessive, per cui c'è ancora molto da lavorare nel periodo invernale. La Sardegna è una meta del turismo essenzialmente balneare estivo ancora, ma i tanti prodotti che stiamo promuovendo, i mercati che stiamo esplorando, in maniera particolare quello degli Stati Uniti, che ci sta dando grandissime soddisfazioni con un più 80% di presenze in 2 anni, testimoniano che con grandi eventi, con prodotti alternativi o comunque diversi da quello balneare, si può riuscire a candidare la Sardegna ad essere meta turistica in tutti i periodi dell'anno.